Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. I giorni di bel tempo stanno dando aiuto importante e concreto ai vigili del fuoco del comando provinciale di Udine, supportati dalle squadre provenienti dagli altri comandi regionali e da un contingente di uomini e mezzi da Emilia-Romagna e Lombardia. Le operazioni di messa in sicurezza dei tetti e la rimozione della neve da strade e piazzali nelle principali località della montagna dell'Alto Friuli colpite dal maltempo tra Capodanno e l'Epifania. Il termine dei lavori, inizialmente previsto per la giornata di ieri, è stato prorogato di qualche giorno per consentire l'effettuazione di altri importanti interventi. In particolare, nel pomeriggio di ieri si sono avviate le complesse operazioni di messa in sicurezza della chiesa di Santa Margherita a Sappada, che ha visto impiegati diversi operatori speleo alpino fluviali regionali. I lavori, che consistono nel tagliare blocchi di neve depositata sul tetto e farla cadere, sono continuati anche nella giornata odierna. Gli agenti della Polizia di Stato di Udine, nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 37enne residente in città di origine italiana per detenzione ai fini di spaccio. In casa sua sono stati sequestrati circa 5 kg di marijuana, 4 grammi di cocaina e 1,5 grammi di metanfetamina. Nel pomeriggio del 7 gennaio scorso la squadra volante ha effettuato un servizio per verificare una segnalazione giunta nei giorni precedenti da parte di alcuni condomini di una palazzina del centro udinese che segnalavano un sospetto andirivieni di giovani che si recavano nell'appartamento nonostante le misure da zona rossa. Gli agenti hanno accertato che effettivamente diversi personaggi gravitati nel mondo della tossicodipendenza si recavano nella palazzina alla ricerca di un giovane in quel momento non presente. Lo spacciatore, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Udine a disposizione dell'autorità giudiziaria. 2020, anche per le problematiche legate all'emergenza Covid-19, ha rappresentato una sfida alla quale i carabinieri di Udine hanno saputo rispondere con rinnovato e generoso impegno. Impegno da parte delle stazioni dislocate su tutto il territorio provinciale, che ha consentito di esprimere pattuglie per circa 350.000 ore di servizio, con l'impiego complessivo di 75.000 uomini. Nel corso di questi servizi sono state controllate oltre 138.000 persone e 70.000 veicoli. L'anno scorso sono state trasferite dal numero unico di emergenza 112 alle centrali operative ben 25.744 segnalazioni e 16.700 richieste di intervento, alle quali le pattuglie dell'Arma hanno saputo dare immediata risposta. In dettaglio, tra questi, 1.092 gli interventi per liti in famiglia, 1.149 per incidenti stradali, 1.110 per soccorso a persone in difficoltà e 1.138 per disturbo alle persone. L'Arma udinese ha inoltre contribuito all'attività di controllo sull'osservanza delle norme da Covid-19, impiegando sulle strade 7.370 pattuglie integrate nel dispositivo principale con le altre forze di polizia presenti. Il 2020 è stato un anno denso di impegni in un momento difficile della storia del paese. L'Arma della provincia di Udine ha saputo e sapranno affrontare ogni situazione per essere ancora una volta al fianco degli abitanti della provincia stessa. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione,
il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Alfano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, Food, Wine, Music e sei in pole position.